La storia di Sant'Andrea è affascinante e intrisa di fede, avventure e un fervente impegno per diffondere il messaggio di Gesù Cristo. Immagina di essere trasportato indietro nel tempo, tra le limpide acque del Mar di Galilea, dove Andrea e suo fratello Pietro, abili pescatori, trascorrevano le loro giornate. Nelle prime luci dell'alba, Andrea, con sguardo fisso sull'orizzonte, scrutava il mare. Il riflesso dorato del sole sull'acqua gli donava un'aria serena e calda. Era un uomo laborioso, un pescatore di animo e di mestiere, ma il suo cuore era inquieto, come se qualcosa di straordinario fosse destinato a sconvolgere la sua esistenza. Un giorno, mentre svolgeva la sua consueta attività, sentì un richiamo diverso nel frastuono delle onde. Fu allora che la sua vita prese una svolta inaspettata. Uno straniero, con uno sguardo che sembrava trapassare l'anima, si avvicinò. Era Gesù, il Maestro che avrebbe cambiato tutto. Con una semplice frase: «Venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini». Gesù sconvolse la loro esistenza, trasformando reti e pesci in strumenti per catturare cuori e anime. Andrea, colto da un misto di stupore e fiducia, abbandonò tutto per seguire quel messaggio divino. Da quel momento in poi la vita di Andrea si intrecciò con quella del Maestro. Le parole di Gesù si insediarono nel suo cuore, alimentando la fiamma della fede. Andrea divenne testimone dei miracoli di Cristo, come quando indicò il giovane con i 5 pani e i 2 pesci, che furono moltiplicati per sfamare una folla affamata. Ma il suo cammino non fu privo di difficoltà. Andrea dovette affrontare persecuzioni e ostacoli mentre si dedicava a diffondere il messaggio di amore e speranza in terre lontane. La sua fede incrollabile lo sostenne mentre attraversava la Frigia, l'Epiro e la Tracia, portando la luce di Cristo in luoghi oscuri. Tuttavia, la sua missione lo condusse ad un momento cruciale. Sfidando il potente console romano Egea, Andrea proclamò coraggiosamente la verità del Vangelo, a costo di essere imprigionato e condannato a morte. Immerso nel buio di un carcere freddo, la sua fede non vacillò, anzi, si rafforzò. Quando fu crocifisso su una croce a forma di X, la sua gioia non conobbe confini. Esaltò il Signore e predicò Cristo, trasformando il suo martirio in un atto di adorazione e testimonianza. La sua scelta di una croce differente, una croce decussata, simbolo poi conosciuto come la croce di Sant'Andrea, mostrò la sua umiltà di fronte al sacrificio di Cristo. Il suo spirito si unì al paradiso, ricevendo la corona del martirio e dell'apostolato. La figura di Sant'Andrea continua a risplendere nel tempo come patrono dei pescatori, ma anche come esempio di dedizione, coraggio e fede incrollabile, trasmettendo una lezione di amore e sacrificio che attraversa i secoli. La storia di Sant'Andrea è un viaggio intriso di fede, coraggio e sacrificio, una testimonianza di come un uomo comune possa essere trasformato dall'incontro con un messaggio divino, diventando un faro di speranza per generazioni a venire. La vita di Sant'Andrea parla di fiducia, sacrificio
e dedizione. Il suo messaggio fondamentale risiede nella fede incrollabile che ha nutrito verso Gesù Cristo. Quando Andrea incontrò Gesù, non esitò a seguirlo, abbandonando la sua vita precedente per abbracciare un cammino di fede e servizio. Il suo esempio si estende oltre il semplice seguire. È un invito a comprendere il significato del sacrificio e dell'umiltà. La sua scelta di essere crocifisso su una croce a forma di X, diversa dalla croce su cui fu crocifisso Gesù, dimostra il rispetto e la consapevolezza del suo ruolo in rapporto al sacrificio del Redentore. La vita di Sant'Andrea ci insegna che la fede non è solo un insieme di credenze, ma un impegno totale che spinge a mettere da parte se stessi per servire e testimoniare la verità che si è incontrata. La sua umiltà nell'accettare il proprio destino e la sua determinazione nel proclamare il Vangelo, nonostante le avversità, rimangono un faro di ispirazione per chi cerca di seguire una via di fede e amore. Il racconto di Sant'Andrea si dissolve nell'eternità come un faro di luce che continua a brillare attraverso i secoli. La sua fede incrollabile, il sacrificio senza pari e l'umiltà di fronte al messaggio di Gesù Cristo lo rendono un esempio vivente di come una singola vita possa trasformarsi in un leggendario testamento di amore, speranza e dedizione. Il suo messaggio è inciso nell'animo di coloro che cercano di comprendere il significato profondo della fede, del servizio e della rinuncia di sé per qualcosa di più grande. Sant'Andrea, con la sua croce decussata e il suo spirito indomito, continua a illuminare il cammino di chiunque abbracci il suo insegnamento di amore incondizionato e sacrificio altruistico. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.